Quel paese che lo aveva visto crescere è ora avvolto dagli interrogativi e dal dolore. Nessuno trova spiegazioni né si dà pace a Farra di Soligo nel giorno in cui il cuore di Samuel Vincenzi, 15 anni appena, ha smesso di battere. Il ragazzo è morto nel reparto di neurochirurgia al Cafoncello, dove era arrivato in condizioni disperate una decina di giorni fa. Samuel era stato raggiunto dagli operatori del SUEM 118 e dai vigili del fuoco sul Greto del Piave. Qui si trovava dopo essersi lanciato dalla balaustra del ponte di Vidora che aveva raggiunto in sella la sua bicicletta. Un gesto volontario estremo che era stato in qualche modo preannunciato sui social. Nella sua ultima storia su Instagram, fatta a tarda sera, si vedeva proprio il fiume sullo sfondo. Immagini e sequenze inquietanti che a un certo punto hanno allarmato gli amici. Sono stati loro ad avvisare le forze dell'ordine e di conseguenza i soccorsi. La mobilitazione aveva consentito di trovare il ragazzo ancora vivo ma gravemente ferito. Nei giorni dell'agonia a Farra si è continuato a sperare fino all'epilogo, con la famiglia che ha deciso di donare gli organi, come riportato anche nella lettera aperta che il sindaco ha diffuso nella tarda mattinata, invocando silenzio, preghiera, vicinanza ai genitori e alla sorella. Samuel l'ho visto crescere, afferma il primo cittadino, descrivendolo come un ragazzo sempre partecipe nella vita di comunità. Cari ragazzi, il messaggio: pensate a lui, ricordatelo così come lo avete conosciuto nei suoi 15 anni, vivrà nei bei ricordi di ognuno di noi. Riposi in pace Samuel, si legge nella pagina della Piave Volley, squadra in cui militava. In attesa dell'ultimo saluto resta tutta la drammaticità di un gesto così definitivo, maturato a soli 15 anni, un evento sconvolgente ma non più raro. Ivan Scremin ha perso il figlio Simone 4 anni fa. In sua memoria è nato il Filo di Simo, associazione che si occupa di prevenire il suicidio e gli atti di autolesionismo. Sì, quando nel 2021, quando si è suicidato Simone, si parlava di circa 8.000 suicidi, 4.000 visibili e 4.000 effettivamente visibili, con unità media che andava dai 21 ai 27 a salire. Oggi si scende quasi anche a 8, 9, forse 10 anni e secondo me con un aumento preoccupante. In poco più di 3 anni di attività, il Filo di Simo ha fornito assistenza a quasi 400 persone, il 15-20% minori, con un caso davvero estremo. Erano circa 9 anni, ma vediamo che la tendenza è sempre verso il ribasso. Bisogna parlare apertamente di suicidio, perché se ne parliamo apertamente le persone troveranno il coraggio di fare dei passi avanti. E secondo, di cercare di aiutare le famiglie a gestire, perché a volte distratte dalla quotidianità non riescono a leggere dei segnali e non è una colpa.